Oggi Totonno ci racconta O Raù, il piatto che non è solo domenica, è filosofia napoletana. Un ragù non si fa, si cresce o si adotta. Questo mi dice sempre la signora Assunta Procopio, che è la moglie di un mio carissimo amico. Lei quando è sabato ha cominciato a giarmare a carne maiale, il tracchiolella, un bel piezzo di reale e poi le ci mette anche delle braciole di codiche di maiale, come fa pure Gigino Tuzzusa. E per non farsi mancare nulla ci mette pure un piezzo in sogno. Cipolla, che è un letto per le carni, vino rosso rubino, una passata di pomarola casalinga e il tempo. Professore, il tempo è fondamentale. Sasà, per piacere, fai vedere gli ingredienti. Bravo Sasà, sempre preciso e puntuale. Quella che vedete è proprio Donna Assunta Procopio e quella è la sua cucina. Bella signora, non c'è che dire, sistemata, amorevole e sape cucinare. Il ragù deve pippiare, non deve bollire. Ha da parlare, non ha da lucca. E quando il profumo arriva in di scala, la gente adderisce. La signora Procopio sta facendo un ragù. Professore, un ragù è una religione e io sono parrucchiana. Maestà, il vostro ragù. Buon appetito e a Maronna vi accompagna. Grazie Monzu Quagliarulo. O Raù, il sole di Napoli.